Amici viaggiatori, ben trovati, nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Sapete, in queste settimane siamo alla ricerca delle più belle località di montagna fra Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Rimaniamo anche questa settimana in Veneto e precisamente in provincia di Belluno. Infatti andremo alla scoperta della meravigliosa Marmolada e poi un itinerario secondo me molto affascinante, i Serrai di Sottoguda. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Sapete, la Marmolada è un'avventura che tutti almeno una volta nella vita devono provare, un'esperienza veramente unica ed emozionante. Ripercorriamola assieme. Lassù la Marmolada, la cima eterna di neve, il Permola, civetta, il sasso della croce. Iniziamo questa nostra avventura. Qui a fianco a me ho il piacere di trovare Mario Fornaro, appassionato, studioso, storico della Grande Guerra, grande esperto, perché oggi ci aspetta una missione veramente molto bella da un punto di vista visivo, se tra l'altro siamo stati fortunati e baciati da questa giornata di sole. Vogliamo presentare, Mario, quella che sarà la nostra escursione di oggi? Certo, dunque intanto storico è una parola un po' grossa, che riduciamola a studioso della Grande Guerra. Dunque oggi andiamo in Marmolada, che è stata il fronte di guerra della Grande Guerra 1915-17. Qui si è combattuta solo fino al 17 perché dopo Caporetto i soldati sono andati su altri fronti. Noi ci troviamo in un punto veramente molto particolare e anche abbastanza recente. Sì, è un posto singolare. Questa si chiama la Grotta della Madonna, costruita dagli alpini della Brigata Cadore nel 1980, e questa Madonna che vedete dietro di noi è stata donata da Papa Wojtyła, Karol Wojtyła, che era Giovanni Paolo II. È stato qua in visita in Marmolada nel 1979, dopo essere stato a visitare il paese di Papa Luciani a Canale d'Agordo, e ha recitato la benedizione Urbi et Orbi proprio sul piazzale davanti, che adesso è innevatissimo, e era innevato anche il 26 agosto del 1979. Io mi ricordo, ero inginocchiato davanti a lui con la mia piccola telecamera e c'era un prelato, monsignore, che gli reggeva un ombrello che svolazzava perché c'era vento dappertutto, c'era la neve che arrivava anche in faccia e negli occhi di Karol Wojtyła. Una cosa molto bella e interessante. Tra l'altro sempre questo rappresenta sempre la grande passione di Papa Giovanni Paolo II per la montagna. Tra l'altro mi dicevi che inizialmente questa Madonna non era all'interno di questa grotta. Esattamente, questa Madonna era stata donata dal Papa ed era stata posta dove lui aveva recitato la benedizione Urbi et Orbi. Però siccome è di bronzo, è opera di Franco Fiabani, uno scultore di Belluno molto bravo, siccome è di bronzo attirava i fulmini e quindi per paura che si rovinasse gli alpini hanno scavato questa grotta a picco e pala, come si usava anche durante la Grande Guerra, e la Madonna l'hanno messa a quel riparo. Se voi vedete qua attorno ci sono già i segni della religiosità popolare, della fede popolare. Alcuni vengono già qua a chiedere i miracoli a questa Madonna e indirettamente anche a Papa Wojtyła, che se n'è andato dall'altra parte. Tra l'altro questo qui ogni anno ad agosto c'è una celebrazione. Sì, il 26 di ogni agosto, proprio in ricordo della elezione di Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I al Soglio Pontificio, il vescovo di Belluno e Feltre, Monsignor Giuseppe Andric, ogni anno viene a recitare la Santa Messa e nella memoria dei due papi e anche e soprattutto per i caduti della Grande Guerra, italiani e austro-ungarici. E questa grotta si riempie di gente, ci sono anche i cori locali di Alleghe e di Roccapietro che cantano, che seguono la messa, è una cosa molto commovente e interessante.
Mario, il museo più alto d'Italia. Il museo più alto d'Europa addirittura, perché è a quota 2950 metri e ha la caratteristica di sorgere proprio sui luoghi della Grande Guerra dove si è combattuto. Qua fuori c'era la città di ghiaccio e i reperti che sono in questo museo, circa 800, provengono in gran parte dalla città di ghiaccio e in gran parte donati anche da coloro che li hanno recuperati dalla città di ghiaccio. Ce ne sono anche altri che non vengono dalla città di ghiaccio naturalmente, ma la maggioranza sono questi. Tu parlavi di città di ghiaccio, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta? Sì, la città di ghiaccio la chiamano così perché è stata fondata da Leo Handel, un ingegnere di Innsbruck che al momento della Grande Guerra comandava qua la guarnigione austro-ungarica e l'ha costruita proprio dentro il ghiacciaio, a profondità fino a 50 metri e estesa circa 10-12 km, sfruttando la profondità dei ghiacciai, lavorando il ghiaccio con picco pala e piccole cariche di esplosivo, ha allargato questi crepacci e dentro c'erano le baracche, c'erano le strutture per una guarnigione di circa 300 uomini, c'era perfino una chiesetta, fatto curioso, una chiesetta nella quale un certo padre Macic, che era cappellano dell'epoca, recitava la messa e per i defunti che erano in guerra e per la truppa impegnata nella Grande Guerra in Marmolada. Vediamo un alpini che a me sono particolarmente cari e quindi vorrei presentare il caporale Giorgi che in questo momento, perché questo museo è gestito direttamente dagli alpini. Esatto, sì, siamo qui di rappresentanza, facciamo custode del museo e ci occupiamo sia delle vendite dei vari libri che sono esposti, sia della pulizia del museo e anche appunto l'immagine dell'alpino che rimane qui. Tutti vedono i vecchi abbigliamenti, dotazioni, armi e tutto. E adesso c'è l'alpino attuale, diciamo, che è qui come immagine e quindi rappresenta un po' anche questo. È molto bello, tra l'altro qui secondo me l'alpino assume un significato anche veramente particolare in un luogo dove è stato combattuto il primo conflitto mondiale. Sì, esatto, qui sono stati combattuti austro-ungarici e italiani in questi posti alta quota, quindi condizioni difficilissime e molto... C'è una rappresentanza veramente molto significativa. Per parlare di questo museo mi vorrei un attimo soffermare su quella che era la vita di tutti i giorni. Sicuramente una delle cose più difficili, il nemico più importante per i militari che hanno vissuto qui per anni è stato il freddo. Che dici, Mario? Effettivamente, qui avevano un nemico supplementare i due eserciti, oltre a combattersi tra di loro, avevano anche il generale inverno, il cosiddetto generale inverno che poi è diventato storicamente famosissimo con Napoleone, con la guerra di Russia. E qui vediamo delle stufe dell'epoca, sia italiane che austro-ungariche, che usavano anche riscaldandosi sottoterra, anche sotto il ghiaccio, non sottoterra. Usavano queste stufe, ma ovviamente le temperature erano meno 20, meno 30 sotto zero, quindi le stufe servivano sì e no, ecco. C'erano molti congelati. In questo museo una delle cose particolari è che si vuole raccontare quella, come dicevamo prima, la vita di tutti i giorni. Abbiamo visto delle stufe, però qui naturalmente ci furono moltissime vittime, tantissimi feriti, ma anche, come dicevamo prima, il generale inverno poteva creare anche molta cancrena per il freddo, perché una semplice ferita poteva diventare cancrena e qui vediamo dei cimeli tipo una sedia a rotelle. Esattamente, le cancrene al tempo non erano curabili, la medicina non era ancora a quel livello, per cui molti restavano mutilati e restando mutilati costruivano anche le sedie per questi mutilati e qui ne vediamo una che è servita sicuramente a più di un italiano. Oltre alla sedia dei mutilati possiamo anche vedere ad esempio una corazza tagliafili che serviva agli italiani per tagliare i reticolati degli austriaci e facendo questo mestiere pericolosissimo le mani
rischiavano di andare in cancrena e di congelarsi. Tra l'altro vediamo anche delle bellissime divise austro-ungariche in questo momento. Sì, ci sono divise austro-ungariche ed anche italiane, poiché il museo è stato costruito, si può dire, in collaborazione tra Innsbruck e l'Italia. Dopo la Grande Guerra si è riappacificato un po' tutto e quindi hanno collaborato tra di loro per la costruzione di questi musei. Io vorrei un attimo soffermarmi con te, Mario, anche alla visuale che ha questo museo, perché specialmente nel punto dove ci troviamo adesso, di fronte a noi, a parte la meraviglia di un panorama spettacolare, però è anche un panorama ricco di storie. Sì, ricchissimo di storie. Di fronte a noi, ad esempio, c'è la Pala, dove gli italiani hanno costruito il fortilizio di Punta Serauta. Punta Serauta che ospitava circa 300 uomini, in tutto qua gli italiani erano 1700, come 1700 gli austriaci, e c'erano le guarnigioni di 300 uomini che si davano la guardia ogni settimana, ogni 10-15 giorni. Il fortilizio di Punta Serauta, che è appunto qua davanti a noi, ospitava questa guarnigione italiana e anche questa era una piccola cittadella attrezzata di tutto punto. E di fronte c'erano però gli austro-ungarici. Sì, di fronte agli italiani di Punta Serauta c'erano gli austro-ungarici schierati su Punta Rocca e Punta Pinia, che abbiamo visto prima. In più nel sasso delle 11 e il sasso delle 12, che sono proprio di rimpettaia a circa 200-300 metri in linea d'aria. Quindi vediamo proprio una guerra, una battaglia ad uomo a delle vicinanze veramente pazzesche. Sì, tanto è vero che ci sono degli scritti che testimoniano come le sentinelle da una parte e dall'altra, quando era bel tempo, si potevano guardare negli occhi e capire anche se avevano gli occhi scuri, gli occhi azzurri, gli occhi verdi. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimi istanti. Nella seconda parte andremo alla scoperta dei serrai di Sottoguda. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Vedete, questa è una veste un po' diversa del solito, siamo all'interno di Studi Telechiara perché per questo ciclo invernale abbiamo deciso ogni settimana di proporvi una o due località e quindi ripescando dal nostro archivio che conta più di 400 puntate abbiamo pensato di darvi delle opportunità di scelta molto più ampie e vaste rispetto al consueto. Nella prima parte siamo stati nella Marmolada, ma quando si scende dalla Marmolada c'è un percorso e un itinerario veramente molto molto bello, i serrai di Sottoguda. Well, they built the Titanic to be one of a kind, but many ships have ruled the seas. They built the Eiffel Tower to stand alone, but they could build another if they please. Taj Mahal, the pyramids of Egypt are unique, I suppose. When they built you, brother, they broke the mold. Now the world is filled with many wonders under the passing sun. In questo momento mi trovo con Armando De Lazer, vicepresidente del consorzio turistico locale, per parlare appunto di quella che è la nostra escursione. Noi ci troviamo naturalmente nel Veneto, in provincia di Belluno, in località Malga Ciapela, e proprio da questo punto parte quella che era la vecchia strada che porta a Sottoguda, per quelli che sono appunto nominati i serrai di Sottoguda. Vogliamo raccontare ai nostri telespettatori, fare un po' un'anticipazione di cosa andremo a vedere quest'oggi? Ma oggi noi andremo, innanzitutto ci metteremo in una gola strettissima e quindi è un canyon molto, molto stretto, che è una cosa che non si vede, diciamo, che si vede raramente, e oltretutto poi dopo d'inverno si formano, dove ci sono delle cascate, si formano delle belle cascate di ghiaccio, ed estate invece abbiamo l'acqua che viene giù quando
cioè ci si scongela la neve, quindi fa questo bel effetto. Esattamente, e fa un bel effetto, un bel fumo, una bella cascata. Tra l'altro è molto bello, è molto suggestivo, perché anche in questo periodo si sente proprio questo rumore dell'acqua e quindi il silenzio più totale, perché tra l'altro questo serraglio adesso è solo pedonale, quindi non c'è problema di traffico o di macchine, ed è veramente una bella suggestione. Diamo qualche notizia tecnica ai nostri telespettatori: 2 chilometri, giusto? Sono 2 chilometri, diciamo, sono molto comodi anche da fare a piedi, perché hanno una pendenza circa di un 10-12%, quindi una bella camminata da fare, sia la consigliamo per l'estate che diciamo anche d'inverno, fatta con le ciaspe oppure fatta con gli sci nei piedi oppure anche a piedi. Sì, perché noi siamo a piedi adesso, sono senza ciaspe, senza sci. In ogni modo si può fare anche con le ciaspe, adesso sta andando di moda anche le ciaspe, quindi ecco. E adesso, non essendo più traffico, che è stato deviato dopo diciamo il 68, allora ecco che qui abbiamo diciamo una bella tranquillità per i nostri visitatori. Sì, dopo naturalmente vi sveleremo anche degli appuntamenti che si ricorrono tutte le settimane, che vengono proposte a tutte le persone che scelgono questa località per trascorrere la settimana bianca. Allora direi a questo punto, Armando, di partire per la nostra bella camminata, per raccontare quello che vedremo ai nostri telespettatori. Come dicevamo, notizie tecniche: 2 chilometri è il tragitto, il percorso, il dislivello è circa di 200 metri, infatti noi adesso qui ci troviamo a Malgacapela, quindi a quota 1500, e arriveremo a Sottoguda, che è invece a quota 1270 circa. Andiamo. Remember a morning we dug up your gun, the worms in the barrel, the hanging sun, those first nervous evenings, the perfume and gin, the lost smell on your breath as I helped you get it. The rush of your lips, the feel of your name, the beat of your heart, the devil's our key. You said heroes are needed, so heroes get made. Somebody made a bed, somebody paid. The cool desert morning, and nothing to say, just metal and plastic where your body keeps. The slow games of poker with Lieutenant Ray in the ward with... Armando, è veramente molto suggestivo fare questa bella passeggiata qui in questa gola, in questo canyon, chiamiamolo come vogliamo. Tra l'altro alle nostre spalle abbiamo una delle 20 cascate, se non erro dovrebbero essere proprio 20, una di quelle più importanti, la cascata Cattedrale. Tra le altre voglio ricordare la Excalibur, e dopo più chi ne ha più ne metta. Mi dicevi che sono gli scalatori di cascate che danno il nome? Che hanno dato il nome a queste cascate sono stati proprio loro, perché adesso è venuto di moda arrampicare lungo queste cascate, e perciò ecco che è una cosa nuova, e le hanno dato il nome ad ognuna, un nome secondo il gusto dello scalatore. Un po' come quando uno scopre una stella dal nome, qui invece chi riesce a fare la salita della cascata appunto dopo ha il diritto di dare un nome alla cascata. Comunque la cattedrale, diciamo che è una delle più imponenti, una delle più importanti, anche se mi dicevi che di solito in altre annate differenti questa è ancora più imponente. È molto più grande. Quest'anno il freddo è venuto in ritardo e tutto in una volta, e quindi non si sono potute sviluppare bene le cascate come di solito. Purtroppo siamo soggetti tanto al più freddo o meno freddo, insomma, ecco, questa è anche, stiamo attraversando anche un'epoca un po' così. Comunque è veramente molto bella, molto suggestiva e molto imponente così, quindi non oso immaginare quando appunto può diventare ancora più massiccia. Last night I stood at your doorstep,
trying to figure out what went wrong. You just slipped something into my palm there and you were gone. I could smell the same deep green of summer. Above me the same night sky was glowing. In the distance I could see the town where I was born. It's gonna be a long walk home. Hey, pretty island, don't wait up for me. Gonna be a long walk home. A long walk home. In town I pass Sal's grocery. Quando si viene a fare una bella escursione qui nei serralli di Sottoguda, succede molto spesso che ci sono delle persone, secondo me sono un po' pazzi ad essere sincero, come Martino, sto scherzando naturalmente, come Martino e i suoi amici che praticano uno sport che qui naturalmente è il principe, perché comunque l'arrampicata sulla roccia e l'arrampicata sul ghiaccio, penso che qui ci sia una palestra naturale che è una meraviglia. Sì, direi proprio di sì, è uno dei posti più famosi nelle Dolomiti, con un facile accesso, tantissime cascate, dalle facili a quelle difficili, e vale la pena di venire e divertirsi. Ma per fare un'arrampicata di questo tipo che tipo di preparazione ci vuole? Di esperienza, qualche anno di pratica e tanta voglia di farlo. E a livello di sicurezza? Si impara. Its arms around you. Nobody crowds you, nobody goes alone. No flag flying over the courthouse means certain things are set in stone. Who we are, what we'll do, and what we want. Armando, possiamo dire che siamo quasi alla fine della nostra meravigliosa escursione. Noi nella seconda parte andremo alla scoperta di Sottoguda. Ci troviamo in un posto veramente molto particolare, perché sopra di noi in questa grotta naturale c'è una Madonnina che serviva un po' per proteggere i passanti di questa che, ricordiamo, fino alla fine degli anni 60 era la strada che collegava appunto il Sottoguda a Margaciapella. Margaciapella, esatto. E volevo dire che non ho detto, questa qua, diciamo, nell'arco dell'inverno, diciamo, parliamo prima degli anni 60, la strada rimaneva chiusa al traffico e qui serviva proprio per il trasporto della legna, del fieno e, diciamo, per i passaggi. Quindi ecco che ha messo la Madonnina per cercare di proteggere questi passanti dai malanni che potevano capitare. Dalle slavine, che qualche roccia, vedendo appunto questo canyon, si potesse staccare. Esatto. Allora, ricordiamo, si parte da Margaciapella, si arriva a Sottoguda, sono 2 chilometri, circa 250 metri di dislivello, ma credetemi, una passeggiata veramente molto bella, molto suggestiva per vivere la natura e per vedere degli spettacoli naturali veramente incredibili. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Grazie veramente a tutti voi che ci seguite sempre con molto affetto, grazie alle persone che ci seguono su Facebook tramite la nostra pagina, grazie per tutti quelli che sono diventati nostro fan, e vi invito a cliccare appunto Viaggiando e diventare nostri fan per avere tutta una serie di informazioni, per avere un dialogo diretto tutti i giorni con noi. In questa puntata permettetemi di ringraziare anche gli amici di YouTube e in particolar modo CB, è un amico
amico o un'amica, sinceramente non lo so, che ci segue tutte le settimane, che commenta tutte le nostre puntate, e quindi tutte le settimane io sono appunto attendo il commento di CB, però permettetemi di ringraziarlo in modo particolare. Per oggi siamo veramente arrivati alla fine, vi do appuntamento fra 7 giorni per scoprire nuovi itinerari, nuovi luoghi da scoprire per quelle che sono le località di montagna più belle vicino a casa nostra. Quindi l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.